Cosa Nostra Gelese avrebbe voluto uccidere il deputato regionale Calogero Speziale del PD, attuale presidente dell'antimafia regionale. Lo hanno rivelato due collaboratori di giustizia, Crocifisso Smorta e Carmelo Billizzi, ex esponenti della famiglia Emanuello Di Gela, deponendo ieri al processo Leonina nell'aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo. I due pentiti sono stati messi a confronto sul tentativo di omicidio dell'ingegnere Fabrizio Lisciandra, che risale al settembre del 98 vicino allo stadio, quando un killer gli sparò alle gambe per indurlo a lasciare la presidenza della squadra di calcio della Juve Terranova Gela e gli appalti al petrolchimico Eni a favore di altri imprenditori, fratelli Sciascia, presunti appartenenti alla stessa cosca mafiosa. Smorta ha rivelato che nel 98 a Speziale fu incendiata l'auto perché si opponeva all'ingresso nella giunta comunale di Roberto Alabiso, un consigliere del PD cognato dei fratelli Sciascia. Billizzi ha poi aggiunto che i vertici di Cosa Nostra Gelese gli avevano ordinato di sparare a Speziale in occasione di una festa nella villa di amici del deputato nelle campagne di Gela. Speziale però non andò alla festa e l'agguato fallì. Dello stesso tono una precedente dichiarazione del pentito Rosario Trubbia, detto Nino D'Angelo, che parlò di un comando di più killer che attese invano Speziale. Lo stesso Trubbia, incontrando Speziale in un autolavaggio, tentò di intimidirlo con minacce di morte. Solidarietà all'esponente politico del PD arriva dal suo partito, con in testa il segretario regionale Giuseppe Lupo e il capogruppo all'Ars Antonello Crecolici, ma anche dal presidente di Sala d'Ercole Francesco Cascio, che invitano Speziale ad andare avanti.